Cambio di guardia al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, oggi alla presenza dell'autorità militare e civile e del prefetto di Agrigento Rita Cocciufa. Il comandante, ingegner Giuseppe Merendino, lascia così la guida a 3 anni dal suo insediamento nella città di Templi al neoarrivato Antonio Giulio Durante, proveniente da Milano, che proprio oggi compie il suo 20° anno di attività nel corpo. Merendino andrà a Palermo al comando regionale, visibilmente commosso, ha tracciato un bilancio della sua attività, con particolare riferimento alla tragedia di Lavanusa che ha lasciato dentro di sé un ricordo indelebile. Visibilmente commosso, Merendino ha consegnato la fascia al nuovo arrivato, consegnandogli un comando provinciale ben strutturato e affiatato nel lavoro. Il nuovo comandante continua l'opera di Merendino nel solco di quanto da lui fatto, chiedendo collaborazione ai suoi colleghi. Sì, sono stati 3 anni per la verità, ma sono emozionato e ho grande nostalgia, perché sono stati 3 anni impegnativi. Al comando ho trovato un gruppo di Vigili del Fuoco che mi ha seguito in tutte le attività e con la sua capacità mi ha fatto fare gran bella figura con tutta la cittadinanza, con tutte le autorità. Il prefetto, il vescovo, tutte le autorità hanno sempre mi hanno rappresentato la stima per i Vigili del Fuoco, per il loro operato. Ricordiamo innanzitutto il disastro di Ravanusa, ma tutti gli interventi, circa 7.000 che i Vigili del Fuoco fanno ogni anno, in particolare per gli incendi che affliggono d'estate il territorio di Agrigento. Ma i Vigili del Fuoco di Agrigento, con le loro competenze, hanno saputo sempre affrontarle nel modo migliore. Ora vado a Palermo, in uffici della direzione regionale, ma lascio questa città, lascio un pezzetto di cuore. È stato un periodo difficile dovuto anche alla pandemia, ecco, anche lì siete stati abbastanza impegnati, no? Sì, è stato quegli anni là, il 2020-2021, sono stati degli anni particolari che hanno stravolto un po' l'organizzazione del servizio per tenere conto dell'emergenza della pandemia e dove siamo stati capaci di fare i necessari servizi, ricordo le sanificazioni fatte in tutti gli enti pubblici e quindi abbiamo dato aiuto comunque per quanto possibile agli enti e alla cittadinanza. C'è un ricordo particolare che si porta dietro? Qua il ricordo è quello di Ravanusa, quell'esplosione lì e purtroppo il recupero di quelle vittime è un ricordo triste che mi resta, è stato un ottimo intervento ma purtroppo non c'è stata la consolazione di poter recuperare molte persone vive, solamente 2, e quindi una tristezza infinita che mi porterò per sempre finché sarò vivo. Un'esperienza che le servirà anche per la sua carriera? Certo, è un'esperienza che resta perché la capacità di prendere decisioni immediate è un po' il nostro modo migliore di svolgere le attività e quindi quello è stato un momento in cui abbiamo dovuto prendere decisioni immediate per portare a giusto compimento il nostro lavoro. Dal punto di vista della prevenzione, Agrigento come è messo, comandante? Per quanto riguarda la prevenzione incendi, Agrigento è una città che non ha un grossissimo carico di lavoro perché purtroppo non ha un tessuto industriale e commerciale molto sviluppato, quindi per le attività che ci sono cerchiamo di svolgere in sinergia anche con le forze dell'ordine e con la magistratura il nostro controllo e anche di sviluppare una coscienza della sicurezza negli imprenditori e nella cittadinanza. Che struttura lascia al suo collega che subentra? Insomma? Allora, io avevo un obiettivo quando sono arrivato che è quello di far lavorare i Vigili del Fuoco come una squadra e ci sono riuscito a stemperare tensioni e difficoltà e abbiamo cercato nei limiti e nelle difficoltà di bilancio organizzative di sviluppare al meglio il comando e devo dire che i risultati sono stati ottimi come dicevo prima e quindi lascio al collega più giovane e quindi ancora più desideroso di me di portare avanti, di innovare, lascio una struttura che funziona penso nel miglior modo possibile. Il mio comando di uscita è Milano, ho fatto 19 anni di servizio a Milano e sono contento di essere qui, orgogliosissimo. E ho voglia di mettercela tutta e di continuare il lavoro fatto dal mio collega Giuseppe che oggi festeggia 3 anni e mezzo di servizio ad Agrigento, da quello che so ha fatto molto bene. Mi lascia un comando in salute e quindi lo ringrazio, ne approfitto per ringraziarlo. C'è un territorio difficile, comandante, non so se lei ha avuto modo anche di seguire un po' le vicende, ricordiamo insomma Ravanusa, uno per tutti, l'esplosione a Palma di Montechiaro, insomma bombole di gas un po' dovunque. Dico, è un territorio difficile.
Sì, questo è il nostro lavoro però, i vigili del fuoco questo fanno, purtroppo le calamità è brutto, sono capitate qui, però in tutta Italia di calamità ce ne sono tante, il Corpo Nazionale deve essere sempre all'altezza del proprio compito, per cui diciamo, io ce la metterò tutta per fare in modo che l'attività dei vigili del fuoco sia sempre in primissimo piano. Dobbiamo aspettarci qualche innovazione, comandante? Sì, di innovazioni diciamo, ce ne dobbiamo aspettare tante. Allora, io direi la prima soprattutto legati al PNRR, diciamo, nuovi combustibili, dobbiamo essere all'altezza delle nuove sfide, l'idrogeno, le batterie saranno sempre più diffuse, noi dobbiamo essere all'altezza. Io però ritengo che la sfida più importante sia quella diciamo, essere all'altezza delle calamità. Le calamità sono sempre più diffuse, dobbiamo fare in modo da garantire, diciamo, con la protezione civile il soccorso nelle calamità. Si lamenta per gli organici carenti, i vigili del fuoco in questo senso? Sinceramente sì, qualche problematica c'è, però devo dire che il comandante mi sta lasciando un comando in buona salute, ho poco da lamentarmi, almeno per ora ho poco da lamentarmi.